Sesta edizione della Maratona di Lettura Il Veneto Legge, evento che ha ottenuto anche quest'anno il patrocinio del Ministero della Cultura e che per questo 2022 propone un tema caro alla nostra regione, le colline e le montagne. Chioggia, città che legge, ha sottolineato Elena Zennaro, assessore alla cultura del comune, non poteva che accogliere con grande entusiasmo la maratona di lettura proposta dalla regione. Abbiamo un ricco programma che incontrerà sicuramente l'interesse di tutti. Un sentito grazie agli istituti scolastici e alle associazioni del territorio per il prezioso contributo. Per un giorno, tutti insieme, educatori e tutti gli attori della filiera del libro con un unico grande obiettivo: promuovere la lettura e i libri coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e tutte le persone che hanno voglia di lasciarsi trasportare dall'incanto del racconto. Tante le attività in programma anche a Chioggia nella mattinata di venerdì 30 settembre. Sono numerose le scuole che hanno aderito all'iniziativa con laboratori dedicati. E poi a partire dalle 16:30 presso il chiostro della Biblioteca Civica Sabadino sono previste letture per bambini e ragazzi. Il pomeriggio di letture prosegue al chiostro del Museo Civico della Laguna Sud. A seguire le letture verranno accolte al Bar Corsino in piazza Granaio e poi alle 17 sarà la Biblioteca di Sant'Anna ad ospitare la fase conclusiva della maratona con La montagna, storie ed esperienze vissute. Un appuntamento da non perdere che unisce grandi e piccoli nella valorizzazione non solo della lettura ma anche dei luoghi della tradizione e della storia del nostro Veneto.